Ieri si è interrotta la somministrazione di questo vaccino. In totale praticamente di AstraZeneca ne sono state somministrate 48.000. Ad oggi, ha spiegato la dottoressa Russo nel corso del punto stampa, delle 48.000 dosi totali di AstraZeneca, 20.500 fanno parte del lotto bloccato e di queste 17.276 sono state somministrate ai cittadini. Altre 3.000 sono ferme in magazzino. Credo che la cosa più importante sia capire se delle dosi di AstraZeneca che sono state somministrate in Veneto, ci sono state delle reazioni importanti. Per quanto riguarda AstraZeneca, in generale, ieri tutti i lotti, quindi sono state segnalate 349 reazioni. Tutto AstraZeneca, e sono tutte reazioni lievi, nel senso, tranne 12, sono tutte reazioni locali. 7 di queste fanno parte del lotto precauzionalmente bloccato. E voglio dire anche che noi siamo una delle regioni che segnala di più a livello nazionale, perché da sempre, ma lo vedete anche nei report di AIFA, da sempre abbiamo sempre sottolineato l'importanza della segnalazione. Su AstraZeneca, Russo poi specifica: chi l'ha fatto 3-4 giorni fa e non ha avuto niente, di non stare lì ad aspettare che insorgano sintomi, perché al momento non abbiamo nessuna evidenza, nessuna segnalazione di aumentare o di dare un messaggio alla popolazione di attenzione nei confronti, insomma, di quello che si verifichi dopo l'inoculazione, si è verificato dopo l'inoculazione del vaccino. Quindi non abbiamo avuto indicazione di cambiare nulla rispetto a quello che dicevamo fino a ieri mattina o ieri pomeriggio. L'ultima domanda invece è per chiarire dei dubbi che ci sono arrivati da alcuni lettori. E una persona vaccinata, prima e seconda dose, può ancora essere infettata dal virus? Corretto? Allora, il vaccino ha un'efficacia pari al 100%.